Oggi l'annuncio di Draghi in conferenza stampa che dovrebbero riaprire anche in zone rosse dopo la Pasqua le scuole, almeno fino alla prima media. E poi c'è una decisione del TAR del Lazio che dà ragione a un gruppo di genitori della Toscana dicendo che non esistono dei dati certi per cui il contagio è tra le scuole, e allora si va verso questa riapertura, però ci saranno delle scuole, degli istituti che resteranno chiusi anche in zona rossa, soprattutto le superiori. Non se ne è riparlato oggi con il Premier e quindi probabilmente ci sarà un ennesimo rinvio. Oggi anche è stato confermato che Friuli Venezia Giulia resterà in zona rossa fino al 12 di aprile. Allora andiamo con la regia di Gian Domenico Ricci a riprendere un gruppo di genitori che qui oggi sta manifestando in Piazza Libertà a Udine perché vuole il rientro dei ragazzi. Sono stanchi della didattica a distanza, c'è anche il Movimento Priorità alla Scuola che ha organizzato questo flash mob, questa protesta silenziosa, e allora proviamo a chiedere un po' a questo gruppo di genitori a cui si sono uniti insegnanti e studenti. Allora, perché questo flash mob? Ma è in un quadro molto più ampio che si sta svolgendo in tutta Italia. Siamo una sessantina di città in piazza stamattina, ovviamente molte di più. Noi a Udine abbiamo fatto una scelta più conservativa perché chiaramente i numeri della zona rossa non ci, e soprattutto rispetto ad altre zone, non ci consentono di fare le cose in grande. In ogni caso lo scopo oggi come oggi, e ci sta riuscendo molto perché comunque la partecipazione è stata molto forte da quello che ho visto, è di riportare un attimo al centro della politica la scuola. E in Regione chiederemo qualcosa di molto forte. È stata accolta anche una delegazione da Trieste oggi pomeriggio dal Presidente Federica e la richiesta è stata di provare una sperimentazione, visto che siamo una regione insomma, che possiamo gestire in maniera anche autonoma alcune cose, provare proprio a portarli tutti a scuola, tracciare come si deve e se possiamo fare anche una proposta in generale è che come si vuole fare i tamponi rapidi all'interno della scuola li si faccia in tutti gli ambienti lavorativi in modo che si vada veramente per una volta a cercare dove veramente nascono i focolai, perché anche sui giornali, sulle televisioni tante volte si parla di focolai quando magari c'è una persona, un insegnante e un bambino e magari anche di classi diverse, quindi bisogna ben un attimino declinare cosa vuol dire focolai o meno. Ecco, noi abbiamo iniziato la puntata dicendo che Draghi vuole riaprire le scuole anche in zona rossa, però fino alla prima media. Il TAR del Lazio oggi ha dato ragione a un gruppo di genitori dicendo che non esiste un dato certo per cui i contagi sono nelle scuole. Questo vi rende più sicuri del vostro tipo di scelta? Ma assolutamente sì, non si può avere neanche certezze adesso che non ci sia nessun tipo di contagio a scuola, però nessuna certezza che ce n'è di più. E teniamo conto che i ragazzi delle superiori sono a casa da ottobre e quella volta non c'erano i numeri che ci sono adesso, allora a maggior ragione ci chiediamo come mai l'abbiamo chiuso in casa da quella volta e non abbiamo aspettato la variante inglese come stanno millantando che sia nato il problema. Cioè, riportiamo le cose dove sono. I focolai sono dappertutto, ma la scuola si chiude e dalle altre parti si continua ad andare avanti. Se la zona rossa fosse una zona rossa piena e forte come l'anno scorso, probabilmente nessuno si lamenterebbe. Se fosse durata la chiusura 2 settimane come adesso, nessuno avrebbe detto niente. Però è da marzo dell'anno scorso che chiediamo di fare qualcosa e siamo arrivati dopo un anno che non è fatto nulla di diverso rispetto all'anno scorso, ci chiediamo se forse è il caso di cambiare il passo. Allora andiamo a intervistare anche qualche insegnante, vediamo, abbiamo questo... Lei è un insegnante? Sì, sono un insegnante Del? superiore. Scuola superiore. Sì, sì, sì. Lei l'hanno vaccinata? No, dovrei vaccinarmi dopodomani. Ok, quindi lei diciamo sarebbe sicuro quasi, però non ha ancora la certezza di riaprire. Eh no, la certezza di riaprire le scuole non c'è stata data, non sappiamo ancora quando avverrà. Io sono qui quindi perché ritengo che sia un'assoluta priorità della nostra società, del nostro Stato, riaprire le scuole, garantire la formazione, garantire l'educazione ai nostri studenti. E non sono d'accordo con questa idea che le scuole siano sempre le prime ad essere chiuse e le ultime ad essere riaperte. Questo sarebbe il secondo anno, in parte compromesso da queste aperture e chiusure della didattica a distanza e sicuramente una cosa del genere non fa bene agli studenti di ogni ordine e grado e al loro percorso di formazione. Gli mancano i suoi studenti, le mancano? Li ho visti qualche volta perché appunto aprendo e chiudendo ho avuto modo di vederli, però sì, mi manca la didattica in classe che secondo me è senza dubbio la forma più efficace di didattica. Cosa le dicono i suoi ragazzi? Riguardo alla didattica In generale, sì. ma alcuni la accettano abbastanza senza problemi. Per altri magari è un po' più difficile portare avanti il percorso scolastico in questa modalità. Problemi di connessione? No. Problemi di connessione ci sono, Di attenzione?
Ma nel mio caso non così pesanti, direi. Direi che ho buoni studenti che stanno seguendo bene il loro percorso. Però nelle scuole avete utilizzato tutti i tipi di sicurezza e dispositivi per poter andare avanti. Questo è un altro tipo di beffa. Invece i ragazzi magari si possono incontrare anche fuori. Questo è possibile, questo è possibile. Sì, comunque Questa è la scuola ritengo che segua delle misure, dei parametri che garantiscono un buon grado di sicurezza. Questa almeno è la mia impressione. Poi, certo, gli scienziati avranno sicuramente le loro opinioni da esprimere e Basate sui dati, vanno ascoltati, quindi non c'è dubbio su questo. Non possiamo certamente sostituirci alla scienza, ma vanno ascoltate tutte le componenti sociali, tra cui gli insegnanti, i genitori e gli stessi studenti. Allora ci spostiamo da quest'altra signora, lei è una mamma? Una mamma, sì, di 2 bambine, fascia primaria e materna. Entrambe sinceramente soffrono parecchio. È ovvio che fanno parte di quella, tra virgolette, elite, perché ci sentiamo molto fortunati dalle notizie che ci rincuorano e che quindi li faranno rientrare in presenza nonostante la zona rossa. Però intanto 20 giorni l'avete fatti dentro, 15 giorni. Ma insomma, personalmente ne abbiamo fatti anche di più perché la quarantena ci è toccata. Come tutti siamo stati chiusi in casa, abbiamo cercato di, tra virgolette, sopravvivere e creare una routine confortante, che adesso comincia a diventare davvero pesante. Ma c'è una fascia, grande fascia, che ha diritto di andare a scuola, che ha diritto di provare delle emozioni, che ha diritto di provare anche l'amore, l'emozione del alzarsi, di uscire per un'interrogazione, di incontrare il primo amore nel corridoio, di avere un momento di scambio durante la ricreazione, e sono momenti di relazione che vanno al di là della didattica, perché la scuola non è solo didattica. Cosa le dicono le sue figlie? Le mie figlie, guardi, quella che va alle primarie all'inizio era contenta, perché ha detto: oh mamma che bello, posso stare a dormire di più. Adesso non ce la fa più. Questo cartello, questo piccolo, l'ha voluto fare lei oggi perché ha detto: mamma, io non ce la faccio più, io voglio vedere i miei amici. Io lo schermo non lo voglio più vedere, voglio vedere loro, voglio fare merenda con loro e voglio parlare con le mie amiche. Invece nella didattica che si fa a distanza non sono previsti momenti di scambio, perché il canale è istituzionale e le maestre o i professori non sono autorizzati a far colloquiare i bambini o i ragazzi. È istituzionale e tale rimane, quindi ci sono dei grandissimi problemi insormontabili. Quanti anni ha sua figlia, quella più grande che fa le primarie? 8. E riesce a fare la didattica a distanza 8? Quante ore al giorno? Sono 2 ore e mezza, inframmezzate da mezz'ora di ricreazione. Quindi non le consuete 5, insomma. Assolutamente no, ma ho avuto conferma del fatto che il programma deve essere comunque garantito e terminato. Quindi 2 ore e mezza i bambini devono essere dei draghi e le maestre devono essere assolutamente super ultra capaci di far accendere il microfono, far spegnere il microfono, evitare che chattino, perché comunque hanno 8 anni, quindi per loro è uno strumento di comunicazione il computer, sono nati così, con il telefonino e con questi mezzi, con il tablet. Di solito sono più pratici di noi, lo sappiamo, sono nativi digitali, però questo non può sostituire, insomma, la socialità che è indispensabile. Ecco, questo è il messaggio di questa signora. La ringraziamo, insomma, per questa sua testimonianza. Adesso sentiamo un docente. Un docente di? Tecnologia delle costruzioni. Attualmente sto facendo sostegno a Gemona, alla scuola superiore di Gemona. Qual è il suo stato d'animo? Molto scoraggiato, molto triste, ecco, in merito a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Ecco, ma questa manifestazione è frutto innanzitutto di un'attività popolare, ecco, veramente sconcertata, perché noi da docenti stiamo riscontrando che la didattica a distanza non funziona. E non funziona per una serie di motivi. Un'informazione può essere sì catapultata anche in maniera telematica, quindi davanti a uno schermo, però non è la stessa cosa davanti a
soggetto davanti alla classe, ecco, perché manca l'empatia, manca, ecco, quella forma, ecco, di comprensione, amore che solo un professore, voglio dire, che solo un essere umano può dare a un altro essere umano. Quindi partiamo da questo presupposto. La didattica a distanza non funziona. Io sto appunto manifestando contro questo sistema che lo Stato deve garantire a tutti i ragazzi, voglio dire, il diritto allo studio. Parliamo di ragazzi della Pedemontana comunque, no? Quindi ecco, arriva il segnale wifi, arrivano segnali... Ci sono delle notevoli problematiche anche su questo aspetto del segnale e devo ribadire che è una cosa molto grave, perché su un'ora di lezione, voglio dire, 20 minuti solo per accendere il computer si blocca. Cioè, come si pretende, ecco, che noi rispettiamo i programmi ministeriali quando partiamo svantaggiati sotto questo aspetto? Va bene, allora io la ringrazio per questa sua testimonianza, anche perché ci arriva direttamente da una zona che, come ci racconta lo stesso insegnante, insomma non è che sia tra le più confortevoli, ecco. Anche se parliamo di Gemona che è in Pedemontana, non è che stiamo parlando di alta montagna. Allora noi andiamo in pubblicità e poi continueremo sempre da Piazza Libertà con questa manifestazione contro la didattica a distanza per il ritorno alla presenza nelle scuole e quindi pubblicità. Eccoci tornati in Piazza Libertà grazie alle riprese di Gian Domenico Ricci che vi può far vedere anche com'è la situazione nella principale piazza di Udine, la gente che c'è in piazza per protestare contro la didattica a distanza, circa una trentina di persone, ovviamente tutte distanziate tra di loro, volutamente in poche, anche perché siamo in piena zona rossa. Vedete che sono anche accompagnati, si sono dotati anche di questi cartelloni, lo vedete questo, adesso inquadrato la scuola è vitale, priorità alla scuola è il movimento, insomma, che ha portato in piazza questa protesta che però sta raccogliendo delle adesioni anche tra insegnanti, li abbiamo sentiti nella prima parte della puntata, e anche degli studenti. Andiamo da questa ragazza, studentessa credo perché è giovanissima. Esatto. Ecco, com'è la didattica a distanza? La didattica a distanza non è scuola, perché la scuola non è soltanto la lezione, non sono soltanto i libri, non è soltanto il prof che parla da solo per ore e ore, ma la scuola sono gli amici, sono le relazioni, sono i conflitti, i litigi, sono ridere assieme e imparare come si vive in una società. Quindi la scuola non insegna solo nozioni, la scuola insegna che cosa vuol dire vivere in una città, vivere nel mondo. Non entrate a scuola, non vi vedete a scuola, vi vedete attraverso la rete, ma magari qualcuno si vede anche fuori, non lo so, amici magari che si vedono fuori da scuola, perché il problema forse non è il contagio all'interno degli istituti, il contagio è fuori. Sì, il contagio è fuori, logicamente. Io cerco di vedere i miei amici quando posso, vado al parco, quando eravamo in zona arancione andavo al parco a fare le passeggiate, quindi tutto si mantiene assolutamente in sicurezza con le mascherine e tutte le precauzioni del caso. Qualcuno dice che siete un po' indisciplinati, non è vero. Voi siete... Io da quello che conosco dei miei amici no, e comunque indisciplinati, cioè una volta si facevano di eroina, mi scusi, noi nel caso magari ci salutiamo in un bar. Capisco che possa essere una cosa indisciplinata, che non bisogna farlo, ma assolutamente io non credo che i giovani abbiano questo comportamento. Ecco, quando fate la didattica a distanza ci sono problemi di connessione? Cosa succede in quei momenti? Fate meno, la sensazione di fare meno scuola, meno lezione rispetto alla presenza? Sì, perché effettivamente le unità didattiche, le ore sono comunque ridotte e soprattutto all'inizio ci sono problemi di presentazione dei file, piuttosto che un compagno non riesce a connettersi, non funziona il microfono, oppure il professore perde molto spesso la connessione. Io vado a scuola a Cividale, che quindi è una piccola scuola di provincia, ma che comunque ha tantissimi studenti che vengono da zone rurali, dove spesso non funziona bene internet. Abbiamo anche visto questo grande problema che non fa altro che amplificare il dislivello che c'è nell'istruzione delle persone, che non dovrebbe esserci. Dovremmo essere almeno a scuola tutti uguali. Bene, grazie a questa testimonianza e torniamo dalle mamme. Abbiamo sentito prima la testimonianza di un genitore, andiamo da queste due mamme, giusto? Siete due mamme, allora voi avete mamme amiche, ecco. 3 figli, 4 figli.
Quindi fate 7 figli tutte e due? Facciamo 7 figli. E com'è la didattica a distanza con 4 figli? È difficile perché anche il discorso del corso della connessione e tutto è veramente pesante. E colgo anche l'occasione, io ne ho una alle elementari, una alle medie, in terza media che avrebbe l'esame quest'anno e 2 alle superiori che hanno fatto un mese quest'anno, in un anno di scuola, un mese. E adesso che c'è di nuovo lockdown, i laboratori sono stati cancellati quando nel resto d'Italia in tante scuole sono aperti, cioè in zona rossa dovrebbero essere presenti i laboratori, ma a scuola di mio figlio non si fanno. Allora, si è aggiunta anche un'altra signora che scrive 4 figli in DAD, quindi praticamente fate una squadra di calcio. Siete in 11, ecco, lei ha vinto 4, 4 e 3, ecco, anche cosa vuol dire avere 4 figli in DAD? Vuol dire essere prigionieri in casa propria, perché non so dove girarmi io, perché uno in salotto, uno in cucina, uno in camera sua. No, non accendere la lavatrice, spegni il telecomando, cioè... Vuol dire poi, a parte io lavoro poi in smart working, quindi abbiamo 3 computer, 2 tablet, cioè sembra di essere alla NASA più che a casa onestamente. Avete dovuto anche dotarvi di sistemi tecnologici, pagati di tasca propria. Certo, abbiamo dovuto prendere la fibra, prendere un altro computer per il ragazzo delle superiori, la scuola mi ha dato un tablet incomodato, di grazia. Lo Stato non le ha dato la rete però, la fibra? No. Quella me la sono comprata per mio conto. Può avere la fibra da noi, la fibra non c'è. Dove abita? A Maiano, Susanna. Non arriva. Maiano, non arriva, non è ancora attiva. Specialmente in comune forse, ma in frazione di Susanza ancora non c'è. Per cui siamo con Eolo. Senta, lei ne ha 3 invece. Come sta andando? Beh, come possono capire anche le mie esimie colleghe mamme, è veramente il valzer delle stanze, il valzer dei tablet, il valzer una volta salta, eccetera. Ma al di là di questo, io dico, visto che andiamo verso la bella stagione, vediamo di fare anche delle proposte. Facciamo delle proposte. Ma verrebbe da dire, andiamo a fare la scuola al centro commerciale, però è una battutaccia, ok? Visto che c'è la possibilità, come in Nord Europa, di fare lezioni nei parchi, eccetera, ci possiamo organizzare e portare questi ragazzi fuori dalle case. Sono rimasti chiusi dentro per troppo tempo. Io inizio già a osservare i primi disagi da parte dei figli delle mie amiche, eccetera, di nervosismo, insonnia, stress e depressioni, ragazzi. Perché la mia figlia vorrebbe uscire, ma mamma, le mie amiche non escono perché hanno paura. Ragazzi, stiamo parlando dei nostri figli, della psicologia, dell'intimo dei nostri figli e io da mamma sono molto preoccupata anche per quello che vedo in giro. Voi avete sentito parlare? La scuola in sé, al di là della DAD in sé, guardiamo quello che nasconde questa DAD qui, vediamo di preservare l'anima, il cuore e il cervello di questi ragazzi, facciamo scuola fuori. Sono certa che troveremo una soluzione anche per questa cosa qua, andiamo verso la bella stagione, apriamo i parchi, apriamo le scuole e facciamoli tornare a scuola. Ecco, io non voglio fare un sondaggio perché ovviamente non è un sondaggio rappresentativo questo, ma volevo chiedere alle mamme se per caso sono stati ragazzi in quarantena da voi oppure... No, zero, assolutamente, benissimo. Noi no. Non avete avuto No, nessun problema? Assolutamente no, sanissimi, benissimo. tutto a posto da quell'atto. Un disagio psicologico che sta aumentando di giorno in giorno sempre più. Come si fa a tenere dei ragazzi con queste bellissime giornate qua chiusi in casa? Di fronte a un computer iniziano ad accusare anche problemi con la vista. Mio figlio ha dovuto portarlo dall'oculista perché aveva un'irritazione ed è sempre lì, non è che posso dirgli di staccare, mi dice ho lezione. 5 ore di lezione davanti a un computer dalle 8 alle ore 13 senza un attimo di pausa è deleterio psicologicamente e fisicamente. Iniziamo a vedere già i risultati. Anche perché mio figlio per esempio anche pomeriggi avendo una scuola a settimana corta, sabato a casa, però durante la settimana ha 2 giorni con pomeriggio, per cui è la mattina lì e pomeriggio di nuovo. Quindi è impellente e urgente preservare, salvaguardare, aiutare i nostri ragazzi a trovare una soluzione. Anche Non perché domani, è una cosa che ci porteremo avanti. Forse adesso cominciamo a vedere i primi problemi, ma li pagheremo cari queste chiusure, specialmente sulla pelle dei nostri ragazzi e non è il caso.
Ecco, io faccio l'ultimo, manca poco, no? 2 minuti, mi segnalano dalla regia e chiedo solo a lei, insomma, visto che ne ha 4, che cosa chiederebbe insomma, al governo in questo momento, alla regione? Sì, di pensare anche ai ragazzi e ai bambini che sono a disagio, ma dato che non hanno né potere economico né politico non vengono mai presi in considerazione. Ecco. Con loro, che trovino una soluzione seria, che anche tamponi, io sono disposta che lo facciano, ma che li mandino a scuola, bisogna farli tornare a scuola. Vanno a tornare a scuola, però non ci sono i vaccini per loro. Anche le superiori, perché non è possibile in un anno, hanno fatto un mese, la scuola deve essere una priorità. Ci va anche l'economia dello Stato. Bene, io ringrazio prima di tutto i genitori insegnanti che hanno partecipato a questa puntata e da Piazza Libertà è tutto. Abbiamo visto questa protesta, un flash mob silenzioso con genitori insegnanti e studenti che hanno chiesto un ritorno da subito a scuola. Per Screenshot è tutto, ci rivediamo mercoledì come sempre, appuntamento alle 19:45.